Paesaggi, parole, festival. Questo è Comodamente a Vittorio Veneto, una manifestazione che giunta alla sua 7ª edizione diventa itinerante. Musica, cultura e spettacoli nel cuore della città, ma non in un singolo luogo strutturato, bensì nel corso di una parata da Cene da Serravalle. Una giornata intera, dalle 7 del mattino alle 4 di notte. C'è chi ha deciso di gustarsi un concerto di arpa portandosi direttamente le sedie da casa. Le abbiamo prese da dentro e siamo venute fuori perché da qua poi si vede benissimo. Oppure c'è anche chi le sedie se le noleggia. Queste sono le sedie per seguire gli incontri, se uno si è dimenticato di portarla da casa o non lo sapeva, e con €1 si noleggiano per tutta la durata del festival e basta riportarle indietro. Chi ancora segue il dibattito stando comodamente seduto al bar. Benissimo, è una cosa nuova, è una cosa bella, è una cosa che coinvolge. A me sembra molto interessante, soprattutto dal punto di vista culturale. È la prima volta che succede, e per cui che è apprezzato, insomma. 7 tappe da 3 ore ciascuna, 8.252 passi o pedalate. Noi seguiamo le tappe in bicicletta, anche perché pensiamo che sia un modo per vivere meglio la città. Magari noleggiando la bici direttamente in città. Comodamente in bicicletta diamo a noleggio gratuito per l'intera giornata l'uso della bicicletta, sì. È la comunità ad attivarsi rendendosi partecipe degli eventi, come in questo caso dove gli spettatori tendono un elastico lungo decine di metri per delimitare il perimetro del corteo. Un evento culturale va sostenuto con lo sforzo di tutti quanti, se uno molla cade tutto, pertanto è solo un qualcosa che vuole materializzare questo respiro. Una rassegna che punta a far diventare la cultura e l'arte fattori di aggregazione. Non utilizza la definizione di cultura come spazio per occupare il tempo libero, ma utilizza la cultura con la definizione che porta a manipolare il senso delle cose, dei luoghi e di tutti questi spazi pubblici dismessi che grazie al festival vengono riaperti.